Settima giornata del campionato Under 15 regionale, ben ritrovati amici della Wii Sport. Con le nostre telecamere siamo presenti al Garden di Mili per raccontarvi della sentita e attesa sfida tra Città di Messina e Camaro. Da una parte la formazione allenata da mister Alberto Grio al primo posto in classifica dopo 6 vittorie in altrettanti incontri, dall'altra quella guidata da mister Giorgiani a quota 7 punti in classifica dopo la vittoria per 1-0 contro la Folgore di 7 giorni fa. Il Città di Messina proverà a continuare il filotto di vittorie che la vedono capolista di questo girone. Il Camaro cercherà di risalire la china, tanti appassionati arrivati al Garden di Mili per seguire la sfida. Andiamo a guardare con attenzione l'11 scelto al Città di Messina: Rapaglià, Farina, Rustica, Viola, Lorè, Cucè, Aloisi, Mondello, Auliera, Guglielmo e Carta. Dopo 30 secondi Città sfiora il vantaggio, sbaglia Capilli, rinvia sui piedi di Aloisi che con il destro ciabattato non riesce a trovare il gol del vantaggio. Solo Legno per il Città di Messina, si dispera qui in fondo all'inquadratura Capitan Mondello, ma è ancora il Città a provarci con Viola. Con il calcio d'angolo il pallone arriva sul secondo palo, svetta Lorè che si divora l'occasione del gol del vantaggio. Aveva tutto lo specchio libero, è riuscito però a mandare il pallone alto sopra la traversa. Il Città si riproporrà poco dopo in zona offensiva con Guglielmo che salta un paio di avversari, va col mancino debole tra le braccia di Emanuele Capilli. Il Camaro invece prova a rispondere poco dopo con il lancio lungo a servire Brunetto. Qui forse il tocco di mano di Aloisi non viene ravvisato dal direttore di gara. Brunetto ci prova con il pallonetto sull'uscita di Rapaglià. Anche in questo caso è il Camaro a non riuscire a trovare la via della rete. Si resta sullo 0-0 quando è ancora la formazione di mister Giorgiani a provarci il lancio lungo verso l'attaccante, che però viene anticipato da una provvidenziale uscita da parte di Rapaglià. Reti bianche al Garden Sport di Mili quando il Città di Messina a provare una sortita offensiva. Il destro alto sopra la traversa da parte di Aloisi non vale il gol dell'1-0. Il Città con questi lanci lunghi dalle retrovie prova nuovamente a rendersi pericoloso. Stavolta la sfera arriva sul destro di Auliera. Bello il tentativo di controbalzo, non riesce però a trovare il gol del vantaggio. E ancora il Città a provarci con Viola, il solito calcio punizione dalla lunghissima distanza per Procco, non beffa Capilli. Ancora un tiro da fermo per il Città di Messina, il solito Viola a mettere il pallone dentro. Qui non è perfetto Capilli, poi riesce ad accartocciarsi e a prendere il pallone in chiusura. Sarà il Camaro a rendersi pericoloso con questa azione. Il pallone finisce fuori area, alla fine la conclusione viene affidata al numero 4 Cicala che manda la sfera sopra la traversa, fischia 2 volte il direttore di gara e manda le due squadre a riposo. È 0-0 fino a questo momento nel secondo tempo e subito il Camaro a provarci. Rapaglià però riesce ad allontanare con l'ausilio della difesa. Ancora il Camaro molto meglio in questo secondo tempo con Cicala che prova a mettere il pallone dentro, deviazione che libera un giocatore del Camaro. Alla conclusione Rapaglià deve metterci nuovamente una pezza per evitare il gol del vantaggio degli ospiti. Il Città reagisce ancora con il solito Aloisi, il numero 7 si libera al tiro dalla distanza. Il suo tentativo però viene parato facilmente da Capilli. Primo cambio per il Città di Messina, entra Rosario Rizzo sul terreno di gioco. Il Camaro però ha tanto spazio adesso per provarci. Qui la conclusione sull'esterno della rete provata dal numero 6 Giovanni Raspaolo. Ancora il Camaro, qui clamoroso abbaglio del direttore di gara che non vede un netto intervento da parte di Farina in area di rigore. Sarebbe stato il penalty che poteva valere il vantaggio del Camaro, non è stato dello stesso avviso, però il direttore di gara forse posizionato male continua a spingere la formazione di mister Giorgiani. Rapaglià deve metterci l'ennesima pezza per evitare il gol del vantaggio. Poi sarà splendido sul calcio di punizione successivo a deviare il pallone sulla traversa. Si merita il nostro rallenti l'estremo difensore del Città di Messina che evita il gol dei 3 punti al Camaro. Ancora in avanti la formazione ospite con le conclusioni dalla distanza. Rapaglià però riesce a esserci sul tentativo di Salvatore Vitale. Città di Messina che ci prova in chiusura di partita con Aloisi che qui va a scartare l'avversario, prova il destro alla distanza Aloisi. Capilli ci mette una pezza ed evita il gol del vantaggio del Città di Messina. Si resta sul totale equilibrio al Garden Sport di Mili, ancora 0-0, entrambe le squadre ci provano. Il Camaro lo farà per l'ultima volta con questo tentativo dalla distanza, pallone che va a sibilare sulla traversa colpito dal numero 9 Silipini. Di lì a poco si chiudono le ostilità e 0-0 al Garden Sport di Mili, non vince nessuno tra Città di Messina e Camaro. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima. Noi venivamo da una settimana un po' difficile, avevamo avuto Lore con la febbre, Rizzo non si allenava da 2 settimane e quindi non avendo una panchina così lunga era chiaro che avevamo qualche difficoltà. Primo tempo potevamo chiudere la partita, ma come dicevi tu eravamo a favore di vento, questo ci ha agevolato. Sapevamo che nel secondo tempo avremmo sofferto. Oggi c'è stata la prestazione di sottotono di qualcuno che per noi è fondamentale, che non si è sacrificato per la squadra e noi l'abbiamo pagato. Noi fin quando siamo umili e giochiamo
uno per l'altro e allora diventiamo una bella squadra, altrimenti siamo una squadra normale. Comunque un tempo per l'uno, penso che il pareggio alla fine è più che giusto.